ma un po' capito che non solo non teniamo le pattuglie, per quanto non siamo nemmeno motorizzati e andiamo a piedi. Ma un po' capito che la polizia di Chicago si mio due vicini sono sciancate. E sono fatti le voi, la figura di davaci tu, io dicevo salva la faccia, per lo meno. Insomma, che vai trovato? Ma già cominciato qua per un'altra volta. Tu riesci da quando parli, capito? Ma sono scetato, va. Io ripeto un'altra volta, fai attenzione. Attenzione qui centrale. Qui centrale che chiama Terno Secco. Passo e ingiuro. Terno Secco che chiama centrale, dite pure. Terno Secco, siete in ufficio? No, sono asciutto. Siete usciti? A che già hanno tirato la stazione? Pinkerton, ma perché continua a fare scemo? Ma vuoi finire? No, tu mi fai passare qua in terra America. Ma perché non vai a fare in quella quaterna secca e sora? Ziete. Pinkerton, prima ci fai partire questo cablogramma. Cablogramma? Cablogramma. È una parola, puoi scrivere, boh. Detto. A tutte le stazioni di polizia, più serie della nostra, sono ricercati una donna di nome Bonni. Bonni? Quanti anni c'ha già mettere qua? Metta in 3, che l'hai chat? Allora, Bonni. Ah, boh? Segni caratteristici, tieni in mano pesante. Salute. Segni particolari, una voglia di fragola sotto la panza. Niente meno. Te una voglia di fragola sotto la panza? Sì. Non deve essere bello. Allora, dunque, stammi a sentire. È un uomo di nome Chiossape. Che stiamo cognome? Chi? Che? Chiossape. Che cosa? Signor Chiossape. Chi? A Rosa? Come si chiama chi? Io che ne saccio, Pinkerton. Oh, mamma mia, tu è Chiossape. Pinkerton son chi che non lo saccio. Ah, Chiossape che non sai. No, son chi che non lo saccio, a te chi t'ha mandato America. Ah, ecco, Chiossape. Vabbè, Chiossape. Pinkerton, stammi a sentire. Segni caratteristici, te una capa tosto e chiude le brecce. Segni particolari, un neo sulla natica destra. Allora può trovare quella mamma mutante. Se no come può trovare, ma chi sta? Pinkerton, passa e chiude. Passa e chiude, non correre, piano, ti fai male, non correre, vai piano. Alla banda degli assassini, i teppisti di Brutolin, a sparare ci divertiamo. Dalla sera fino al mattino, pirotecnico concertino, siamo duri senza pietà. Siamo la banda dei grammastini, i rivali degli assassini, le pistole facciamo cantare. Adibite le bombe a man, quanti marti che noi facciamo. I più forti di tutti siamo. Guarda capo, due moscerini di quell'associazione della banda dei Gramapin. Cosa facciamo, capo? Li schiacciamo? E quando mai? Chi deficiente della banda degli assassini hanno potuto mai schiacciare qualcuno. Al massimo un pisolino. Che dici, Bonne? Come ci facciamo a sti scema? Alla sputazzella. Nel senso che sputammi in occhio all'azzo comode. È brava la pupa, fa la spiritosa. Bambola, hai la fortuna di morire insieme al tuo amico per mano di Jimmy detto Long White Charge. Visto che ha detto anche mascella di ciummo, visto che nessuno mai è riuscito a mettermi K. Bravo Longuacchiato, bravo. E allora se mi avrai un piacere venire a tuo amico conmigo, avrai la gioia di finire i tuoi inutili giorni per mano di Bonni detto braccia e filo. Soprannominata anche all'estero e conosciuta, molto celebremente conosciuta come Bonni a manapa santa, perché chiunque è passato per sotto la mano mia, voglio salutare a fare Dio. Ok, Bambola, sarà un piacere per me metterti alla prova. Con piacere, è una gioia, prego. Se vogliamo andare? Certamente, prego, c'è del passo. Ma prima le donne. No, non sia mai detto. Prima le donne. Ma per carità, prego. E allora passi. Allora, e poi ce lo passa io, ma la data, secondo te passa. Billy, andiamo.
tengo fame, vi decide quando mai. Quando mai? Una parola. Ma non vi attivo il visciello con formaggio a pomarola, ti do presto, ti dorà. La busta scende e mancano i quattrini, la panza si è azzeccata con i rini. Fior d'ogni fiore, io tra se esce a Giuseppone a mare, non per mangiare, ma per sentire l'addosso. Fior d'ogni fiore, sento solo addosso. Tengo sogno, vi decido, vado con, è una parola. Manolietta che consola, manolietta che ristora, chi do presta, chi dorà. Sotto le colonne di San Francisco e Paola, posso sognare una bucca di fravola. Fior di giagiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, ma bello come me ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ce n'è uno solo. Fior di giagiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, paziente come me ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ci sto io solo, fior di giagiolo, ci sto io solo. Ma prima per cominciare a faticare, ma prima mica giornata che schierare, la coppola era giù. La reggiuta sta facendo le coppole. Nata quante cose che bene che è, sono come prima napolitana che va in dalo. La reggiuta che là se secco. Ai là, nai. Ehi. A tempo, vado con miglior servizio. Voglio prestare gli scappi giù, ja? A cianfia di cavallo porto fortuna. Anda, se. Ehi! Posso pure cominciare a faticare. In America, qui, trovo l'oro per terra, trovo i dollari, non si trovano manche i pezzi. Sti fatienti si fumano pure i denti. E carne. Bersagliere in caserma. Ecco. Hai ragione che è passata la macchina dei piedi piatti. Beh, ma come no, si manca a letto, si manca. Ehi pupa, ma ci rivedremo ancora. Quando vuoi tu, io sono sempre lì per te. E chi ti vuoi dire, capo? Adesso! Amore, io non l'ho mai visto. Ma perché hanno fatto il segreto con filtro, non arriva a capire? Fermi tutti. Mo faccio io. Vai, è perché il nuovo pozzo fai a chi, si crede? Zitta. Vai. Ben messo, proprio in coppia emozione, dai, sì. Come non è sicuro? Che tu puoi dire? Io che sono sicuro americano. Bene, sono belle e buone, vanno te. Si vede che hanno mangiato troppo. Ci sta chi mandare per la troppa fame. E io hanno poco per andare per la bollezza. E beh, che può fare? È messo. Ma chi si sono un buon maniere cotto quando era in America? Ma schifo di ma che va buffate troppo? Anda là, ma pare un porco chi? Così, vuoto. Ma come non sta succedendo qua? Ma fossero arrivati ai marziani da a terra. Io non arrivo a capire cosa è là da mondo. Guarda là, guarda.
Ballare le fatine a me e che avevamo fatto. Egoisti. Porci. Ehi. A te mi ti fumi. Non ti faccio fumare. Sì, vai per te. Per il sfraccio antico. Ui. Fermo! Non passa che ti sparo! Quella non te la puoi fare. Ma che ne accendine? Fammi picciare un po'. Fermo! Che? Sparo! A me? E perché vuoi sparare? Gesù. Oh, bravo! Sei forte e sei pure coraggioso! Bravo! Ma lavoro con me? Come ti chiami? Ma te che te ne importa? Mi chiama Clyde. Bravo! Mi fa piacere! È da Parigi che stiamo cercando una nonna come te. Vieni qua. Sta già fa una proposta. A me? Io mi sono sfastriato di stare in da banda di Gramma P. E là, si viene te che la tri. Co? Che ri? No, dica parla pure latina parli. Ah, bravo, si istruì, bravo, fa piacere. Bravo. E capito, io mi sono sfastriato perché, come si dice, io mi voglio mettere in proprio. Hai capito? Ma c'è bisogno di un partenere. E come fa tu partenere mio, o no? Ma se non ti spiego, che ci fa? Allora, ne facevo un sacchero, no? E parla. Sì, e così niente, che ti sa credere che mi fa? Che da già dice qualche rapina a mano armata, qualche assalto ai furgoni blindati delle banche, irruzione in dei negozi a scopo di rapina, insomma... E se poi ci scappa o morto, che può fare? Che posso dire? Sono incidenti sul lavoro, non so che. So che... Bravo, bravo. La rapina a mano armata. La rapina a mano armata. Blindato. Sì, o furgone, sai. O furgone. Poi ci scappa o morto. Cioè, poi scappa. Ma che da morto stai dicendo? Ecco, che dice? Ma nel caso manca lei. Gesù, ma allora che ti credi? Io facendo l'opera di beneficenza, ma a mancare, ma come a mancare? Ma come a... Che chiappere ci portano in galera? Ma come a chiappere? Come a chiappere a te? Un non è come ti chiappere a te? Tu ti sei rivelato questa cosa innanzi a lui, ti sei rivelato una cosa non sa sai. Ma sì, per chi? Ma come ti arrestano a te? Come tu sei un fusto? Tu sei non capace di stendere una squadra di poliziotti in una volta sola. Ma non è venuto a uno no? Voglio li faccio immarinare. Tu vieni a capire. Oggi capite, la capite. Tu io vuoi sta cosa facci, capito? Voglio. E ha subito sta cosa. No, già si va, ma allora se che dice? Accetti, ti fa piacere, che dici? Ti faccio immarinare assai, renare capale, capito no? Ma non, io ti sto grande una fortuna, tu non mi capisci. Ma tu veramente fa? Come no? Visto e considerato che cazzo non parecchia una candela qua, arriva a fare sempre più. Caccia fa. Ti faccio arricchire di incaricare. Se sono arricchito tanto a cena, ma che si morì. Ma prima che incominciamo il nostro lavoro di coppia, ci a conoscere pure. Tu ti hai presentato? Già, non mi sono presentato. No, Scusami, è Andrea. logico, ci vuole. Scusami. Certo. Ci fatto una lavaggio rapida. Clyde, Chi ha ora stamattina? quello è disinfettato. Ma non signore, ma io so che ti chiama Clyde, me l'hai detto prima, Clyde, però no, ma mi piace, ma io dicevo un'altra presentazione, c'è un uomo e una donna per si conoscere pure che cosa devono fare, e che cosa devono fare, la vista sapere, devono fare l'amore, è chiaro, E che il suo amore ci vuole per stai là, la fusione deve avvenire, no, signore, io non casa mia, io sono che casa che avvicinare dove, che qua, la 20ª street, qua stritta a Cadrede. No, perché mi portai due stritte a me? Al 180° piano. Non paga se tu? Vieni. Io vengo a pagare se tu? Ma vuoi fare malamente che stai? Che dici? Va venire a noi, voglio. Dai, No, ma sa che lei, guardi, è meglio che ti parli chiaro. Io non sono stato mai con una femmina. Com'è? Mai con una femmina? No. Come mai una femmina? Ma manco una volta, non ci hai mai provato? E non sai manco come si fa. E ma ci hai provato una volta? Sì, una volta ci hai provato. Facci sto fatecchio. Una specie. Ah, ho capito, non mi piace, però è sincero però. Ma come mai sto fatto? E Com'è perché possibile? io sapevo una cosa. Che ogni volta che vado con una femmina, quando sto per dire una femmina e mi abbia lanciato, nemmeno mi sto lanciando.
tutto insieme, arriva un nonno a cavallo. Un nonno. O nonno? E chi c'è che questo nonno? Perché un nonno mi si era il generale di fanteria. Combatteva chi i suddisti, con gli indiani. Ma che me ne importa a me dei suddisti? Che non combatteva chi i suddisti e gli indiani? Ma che me ne importa agli indiani e ai suddisti? Che c'è sé? Ogni volta che mi arriva a fare chi l'ho fatto là, no? Come sa chi l'ho fatto? Tu capisci? Arriva un nonno a comincia. Voglio! Ah, tra la voce. Oh no! Che buono! Voglio! Ma raccomando! Non fosse su! Pensa all'America! Pensa all'America! E io penso a suo fatto, penso all'America! E a questo punto mi ci monto una pizza! Guardate. Vabbè, ma può essere che stavolta nonno non viene. Può darsi che il nonno mi sta occupato. Sì! Come? Oh nonno, sto occupato. Un nonno mio, sto occupato! Ma che non c'è? Un nonno mio! Sto occupato a seguire all'indiana e che magicamente non bene, no, Clyde, ma provo, ma mi è venuto sto io voglio provare, perché tu mi piaci. Ma tu sei zizzoso abbastanza. No, ma che sai, io vedo che non mi diverso, io vedo che non mi piccerilla è forte, mannaggia io sono abituato con chi si può prendere a me. Sono come i ricotti. Invece no, io a te vedo che è una cosa nuova, io vedo che hanno pupazzille, sperghille, aggraziatelle, friccicarielle, maniarielle, va, si bellì, si hai capito, sono maniarielle, ma vuoi come vuoi tu? Si bellì. Sono bellì lei. Ora sono bellì lei. Tutti quanti lo dici? Tutto quanto può dire? Bravo, mi piace bravo. Tutto quanto può dire che sono bellì. Tu sei bellina e pure vestiosa, volessera la femmina crescente di una parte. Però, quando ho fatto curioso, quando sto grido meglio, può pensiero se ne trasce. Sono io che caccia fa, tutta colpa di mamma, che una sera con papà se mettette in affità. Con una pannellata qua, cicca già, una pannellata là, cicca già. Come niente capuata, me volete in guaccia. Tu fattele contato parrucchiale, caccia che non rattusa e figlia una pacchiale. Ma dito inizio spiegazione, mi ha detto soltanto che tieni un pensiero. Sta inguaiata e che può fare, tutta colpa di mamma, che una sera con papà se mettette rapita. Una pannellata qua, giacchicchia, una pannellata là, giacchicchia, come niente capuata, me volete in guaccia. Ravinia si scorda di pistola Gesù. Ma questi sono due della banda degli assassini. Anzi, questo è addirittura il capo della banda, Jim Longuacchiata. E che ci fanno a cantare? Devono avere acciappato una sventola sotto al mento e sono finiti capo. Strano però. Jim è campione dei pesi massimi e nessuno era riuscito mai a stendere Longuacchiato. Avrà trovato qualcuno più inguacchiato di esso. Sta rinvenendo. Jim! Che ti è successo? Ma sceriffo, sceriffo, per fortuna, arrestatemi e tenetemi in cella per un po'. Ma che ti è successo? Tu sembri spaventato. Billy. Lo siamo, sceriffo, che è un tipo
tipo micidiale in giro, uno che va ammazzando la gente. C'ha un colpo formidabile, peggio della dinamite. Sì, sì, sceriffo. Ma chi è? Lo conosci? No, non l'ho mai visto da queste parti, deve essere un forestiero. E stava insieme alla gang dei Grammappini. Conosci la gang? Eccolo il Frank. C'era anche lui quando è successo il fatto. Frank, vieni qua, c'è lo sceriffo che ti vuole chiedere informazioni su quel tipo. Chi è questo individuo che gente la stende per la strada? No, che standa gente per la strada. Che getta la gente in terra in mezzo alla via. Deve essere il diavolo in persona. Sì. Io me la sono battuta, cioè, ma ne so proprio fuiuta. Dopo che aveva steso questi due, con lui era rimasta Bonnie e io sono tornato per questo. Bonnie la bionda? Sì. Ma se fossi in te non mi preoccuperei. Di solito è lei che stende la gente. Ma su lei. Andate ragazzi e cercate di rigare diritto. Ok, sceriffo. Quanto a questo tipo ci penso io. Ok, sceriffo, ok. Grazie. Prego. Sceriffo. Billy, ti scordi la pistola. Grazie, sceriffo. Andiamo. Madonna mia, voglio... Ma tu stai proprio un guaiato, sa? Ah, e tu ti la fabbricano mire. Ne cosa però? Io non ti voglio lagnare. Io te me. La voglio su giù da me. Si giù di me? Eh. Figuriamoci la nipote, quella che devi finire fare. Oh mamma mia. Ah, ma stavolta pure è venuto tuo nonno, sì, pure sta ritornata a volta pensa all'America. No, non è venuto. Ah, e allora è buono, noi già hai fatto un passaporto. Però mi hanno dato l'attendente. L'attendente? Eh. Pure stai pensa all'America, pure a cavallo, sì. No, ti deve sempre appena l'attendente. Io dai che tu controlli, no? Cari. Tu voglio, non ha detto no, pensa alla salute. Guarda una combinazione, piglia te. Poi è buona così, allora stai Questo migliorando. cazzo di più all'attendente con no. Stai migliorando, meno Sì, male. mano male, Capisci? È piccerino, va a cominciare. Tu, allora andiamo belli, pensiamo a cose importanti, che mi prego, mamma fa, voglio che c'è a fa. Ma risolve la situazione. Ma prima, neanche Perciò, ma ci metto a faticare, a cominciare a faticare, io. Ma che si fatica, non si mangia mai allora. No, è perciò lo dicevo, mamma ti mamma, Io ci vai, mamma ti mamma. Io mai ci venuto di mettere la mano nella bolla. Non signora, mettere mano a faticare. Fatica, cazzo, La prima cosa, che si dice loro, tu stai vestito, Come? stai vestito. E non mi vede, come sono le giacchetti a camicia? Si sa, che stai vestito, voleva dire sì, di ogni cazzone si sta imbuttonata sotto. Beh, ho butturato proprio no, Una piccola cosa. Ma stai armato, sto dicendo, stai armato. Ehi, A che dire? non ti imbrì. A mangiare figurini. E tu che vuoi? No, pistola, a dire. No, mi sono scelto di mamma, ne mangiamo. O rivolvere, non dire. Ma quando come faccio a stare a vedere se non sto armato? Ma io sto sempre una persona per me, sto sempre più di te. Vabbè, e che c'è secca che allora come lo faccio a faticare? E allora come voglio entrare nella malavita? Gesù, ci siamo messi in società. Io per esempio, io a te. Ah, sì? Io a te. E a Simone? No, non basta, io caccia a fuoco, come la pazzi. Allora la tengo a fuoco. La caccia a fuoco? Si capisce, che la tengo a fuoco, la tengo a stipare. Capì, faccio la fuori, ci vuole come tu. Tu, ma sai che fare? Io cosa facciamo a chi sto io? A chi? Ci facciamo fruttaiolo. Io mi faccio a chi? Sì, Ma tu ti siete buono? un mese lo fa. Chi l'ha commanisciuto non? Vedi che sto con chi? Se non ha cavallo e mi sputo faccio. Allora giù. Ma che capito? Ah, ma anche oggi, sai tu, sono facile per modo di dire. Ce lo rapiniamo. Chi deve fruttare una busca di soldi, stai a No, ci deve ci facciamo l'ingaggio. fammi come chiama mangiare cosa la Ma in un momento, intanto come si fa se non lo dire? A me non mi... Sì, ma non dice niente a nessuno quando te. Non lo fa per una propaganda però. Vabbè, ma la fa mettere a paura chi? Io piglia io piglia la faccia. E tu come fai? Se tu dici già che non andare chi su te, chi è logico. Ma non c'ho dico, però... Panaco, famoso. Vamos. Mi è la mano in tua casura, così, è un posto. Che stai, come vedi, io tu vedi, poi caccia così, capito? Io caccio veramente, e tu invece un posto. Brava, così, come... Ah, c'è un posto là, vedi? Brava, sempre così, sempre un posto.
Finché sta la mano in tuo calzone, sì. A così, ma tu non so, io mi vado a fuoco frutta io. Hai capito? Io non mi sto a tutto A così sta buono. no, ma io posso ma pure che No, e dove posso essere? chi dice che buono, chi sto chi? No, basta. Guarda che ti sparo con chi, sto con chi. Ma mi basta. No, faccia che mi chiama che c'ho. Io devo guardare davvero, cosa facciamo? Chi danno, chi lo Chi lo vede? Se mi hai che ti hanno visto loro. Sai tu sapere che invece tu. Invece l'ho visto loro, ma faccio in tuo calzone. Signore, cosa fai in bocca tu? Devi essere coraggioso. Non c'è l'impressione. Ah, no, non mi preoccupare. Allora affronta ma non è impressione. Vieni qua, qui sta scemo. Scemo? Mo ce lo faccio in fuori, capisci? Senza che chiamo fino a dentro. Perché tu vuoi fare in? Tu fai tutto quello che facci, capito? Appena prima, io fermo, appena esco. Minuti. Ma così, io la pressa a me, capito? Fermo! Questa è una rapina! Fermo! Questa è una mappina! Tu è mamma, che stai dicendo? Guarda, Ma perché ci sto sempre una gran mappina? ma che c'è? Ci stavi da bandere No, rapina? signore, sono rapina, dice rapina. Non capisco. Rapina questa non è ferma, una rapina. Tu fai solo mossa a bocca, non capisci io, capito? Oh, questa è una Tu rapina. parla fuori. Io a te, stai a fare una latrina, una rapina! Non capisci, fai... Fallo per il posto, il mondo. Io tengo, Scusi, io parlo una cosa. Io qua, ho di effetto mio, è tutto qua. Hai pure capito? su. Capito, chi sente Capisci? Azzurro. Non devo Non andare. sentite. Io sono nato così, capito? capito. E allora tu... Sì, no. La razza buona. Era sotto sì. Io non sento buono. Tu parla forte, capisci? Tu parla forte, io sento. No, lui non può, non Ma tu parla troppo, non si sente. Fai tu. No, io nemmeno. E tu parli, io sento. Tu napoletano tu. Se crede chi va a Tu figlio napoletano tu. Sì, sono figlio di napolitano, perché sono napoletano. Io paesano, a Vallivia. Ma sei una pariente. A Vallivia, capisci? Che te la faccio in uso. Ma parabino, ma sei pariente con chi? Tu parla forte, così forte, e io sento, capisci? Io tengo io. Bello paesano, bello piace napoletano. Tutti pazziani napoletano. Bello schiaccio. Bello napoletano. Ti sparai, io la so. Piace molto, Noi non facciamo a gridare. E io non sento No, come. io va, guarda a me, va. Fai piano, Guarda bocca a me, va. Tu pazzia, bella napoletano. Dio vuoi, Dio vuoi. Bello paesano. Tu fai morire a me. Che sei disgraziato. American Banana di detto parole. Chi sta chi? Stai? Siete tu! Io niente! Sei bravo e poi Vieni tu. Rapina, non c'è soldo, è facile. Io catturo rapina. Che sta fa buono? Io capisco, rapina. E ci da pigliamo. Rapina, piccola roba, rapina. Buone questa, buone rapina. A voi più grossa. Che sia sorella. Ma guarda la rapina, capita roba piccina. Voi più grossa. Ma che cari sono? Cannone! Come ti capisci? Non lo conosco a chi? Non Non la vi! Chi è che sa io te sciapola mia si porta a capo? signore, che la sciarif, che capisci? Ma come ti capisci? Si diano cose mo. Ma che- Vai, Grazie. Fermi tutti, polizia. Non capisci, che? Ha detto così, che non c'è... Guarda che vuole la polizia, no? La polizia? E che vuoi? Ma devi capire chi? È che lei è polizia. Ma quando è busta è purnezza come te. A moneta! Ma chi?
gli ha dato i visa, No, oh. signore, vuole sapere, vuole Fate un mocco, fate un mocco. Non sapere, Fa mocco, tu fa mocco. Aspetta, che le dice a me? Chi sono questi? Caito, Ti metto in bocca la bocca. Capi? Vuole sapere. A pera. No, non la pera, vuole La pera, mandarino. mo pera. Vuole sapere. Sapere. Noi, chi siamo? Ah, chi sono? Cliente. Siamo clienti. Non sono banditi? Caito. No, dice noi, banditi. Tutti scemo. Queste persone buone, paesano buoni, questo è cliente mio. Rapina questo. Ecco, allora vi ho presi, volevate rapinare questo povero uomo. No, dice pure Ma che dice questo? Rapina, comprate rapina, piccola roba. Arapine, questi arapine. Facciamo vedere. Sto facendo andare. Queste rapine, capisci? Persone per bene. Che capisci tu? No. Questo è signore, ma bandito, questo è scemo. Siamo i clienti. Vieni il cliente che compra il magazzino, questo è scemo, che te io non mani nessuno, stavi a rompere, sa cicci. Vai il telefono, capo tu, capisci? Non ti sto fare il cliente. Questo è scemo, capisci? Quando anni di Mario, a rossa di Mario. No, ma cosa? Che faccio? Scusa di papà. Chiuso tanto, paesano, chiuso tanto, chiuso. Questo è uno scemo, capisci? Non capisci niente. Che signore, guarda, basta che tu guarda, faccia chi. Anche so, Che non faccia buona, per me. Oh, dammi i soldi della rapina, paesano. Tu hai comprato la rapina. E dammi i soldi. Ma le soldi. Ma di lupo, Ma soldi ne dico. Era di rapina, te. ma compriamo chi lo fanno? Ma fa, chi ci aiuta? Che ti faccio 5 sensi, 5 sensi, 5 sensi, 2 sensi. Perché ti stavano anche i pezzuti di fumo troppo Se bagnato? passano a tu, mamma, ti sono, e tutto che non fa dentro il paese, ma va a mezz'ora. Ma che bella rapina che mi fa? Ma cominciate pure. Ma fatto la rapina? Ma fatto una bella rapina? Ma cosa che fate pure? Come fate? Che fa? Sì. Che devi dare tua venuta? Ma fatto la prima rapina. E che faccio? Tu devi dare la rapa, la sola, hai mai subito da is. Che stiamo fatta? Che c'è la rapina? Ma ci mi schifi la rapina tu, voglio bene. È meglio che cagliamo ma sì. Ma cominciamo. Ma insomma, come state a fare? Qua non è andata bene, capito? Il debutto è andato male. E tu non hai capito niente, frate mio, ma ci ha fatto pure al sud. E come si fa? Via, ma come ha dato là, guarda. Ah, come te l'hai messo sto pistolone? Come te l'hai messo? Abbiamo la penna stilografica. Ma così io te che ha portato di mano. Ma che ha portato male? Ah, così io te li ha mettere in doga su. E che stai? Vai. Allora vai. Fino a basta. Allora vai. Ah, così. Poi guarda che tu. Sono buon scelta tu. Allora, di. Allora, va bene, così proprio. Tu, hai capito? Ma vedremo come fa, ma dobbiamo pensare. A ma fa qualcosa. E se no, cai un altro passa così, in bianco. Tu, ma sai che fa? I mo preparano un bello piano. E chi li vuole essere uso? Perché? Tu solo hai conte. Ma su no, andiamo a facendo le posteggiate. Tu c'è anche un piano. Ma non signore, un piano di azione! Ma vedete come mamma fa? A chiama rapinà? Che qualcosa... Allora, noi... lei sai... O vedi che lui ristorà? Chi lo vuoi? La bacio, io ristorà. Vogliamo la dire. Che pissato spianà, ci facevi tu, ci pulizzavi tutte le clienti e ci pulizzavi pure il ristorante. E che l'hai ma fa? A che lo si manca? A fare pulizia. Ma qua pulizia, chiama scopandelli, che hai capito? E pulizia, ma tu il gergo non lo capisci proprio. Ma tu e pulizziamo, ci pulizziamo tutte quelle che erano, oggetti, regale, e pulizziamo le borse, la cassa del ristorante. Ma speriamo che c'è danno. E come non c'è danno, aiuto. Io sto pure chiuso, guarda. Ma quando mai? Dipende da noi, guarda, per fare bandite. Ci vuoi che stai, ci vuoi che saccai, che cosa? Ma non la devi dimostrare! Facce disgraziate, coraggio e sangue freddo. Tu hai la faccia disgraziata veramente a te. Però devi dimostrare coraggio, hai capito? Devi essere bello pronto, non ti mettere a paura. Insomma, chi non faccia a noi, devono leggere tutti i fatti. Cioè, hanno leggere un faccio a noi, quello che ci sta scritto, hanno leggere, voglio, cacciate renà e non facciate scherzi, che sennò che stasera è venuto per buio. Perché se dite mamma vostra, cacciate i soldi, se ne facciamo chiamo, ci si capisce, cacciate i soldi.
Chi c'è l'articolo di giornale che tiene faccia? Perché? Che c'entra? Hanno a leggere quello che noi vogliamo. I dall'occhio nostro devono leggere che è fornuto per loro la loro condanna a morte. A da sta scritto qua, in dall'occhio. Se qualcuno non sa leggere. Ma tu come sei pignolo, hanno sape leggere, ma com'è, si capisce? Ah, ti credi che sono tutti quanti istruiti? Ma che c'entra? Noi dobbiamo dimostrare il sangue freddo, sennò che non si mettono a paura noi. Allora? Insomma, se tu vuoi fare bandito, devi dimostrare coraggio e sangue freddo. E ci vogliono alcune regole importanti, mi spieghi? Sennò non può fare un bandito. Se tu vuoi fare bandito, o veramente, ia essere ingazzuto e prepotente, ia te ne sembra faccio potente, e non si saria mossa in mezzo ai denti. Se tu vuoi fare bandito, dritto storto, ogni mattina fa 6-7 morte, e sparanno, rapinanno, in da niente da busca formaggio, o scappa a Viareggio, per te repusare. Io sono un famoso, no veramente, appena rispondo fuori, tutta gente, io sono più fedente, di al capone, ma mangia morsaca, penurione, per colazione ogni mattina all'otto, ma bevo sanghese, di poliziette, solo un fame, una scusa, io mi piglio creaturino, spazio con burro formaggio, mi vaga a mangiare. A posto. Ma siamo a posto, sai? Hai capito che cosa Ma ci stai vuole facendo per andare fare i proprio banditi? non zuzzucco, Allora ci abbiamo. proprio lo Vieni fai. appresso a me, uè. Fa tutto quello che faccio, hai capito? Io vado avanti, vieni a dire, appena te la cima, Mariotto, hai capito? Non li Vieni carico. appresso a me, va. Oh. Ecco, poi non si può usare. Beh, non Roby. è, e non è meglio che l'arriva che c'ho. Sì, va bene, ma non la mettere logo basso, la mettere in alto, così, la faccia, capito? Vieni appresso a me, vieni, ya. Fermi tutti! Questa è una rapina! Fermi tutti! Questa è una rapina! Sto cosa arreta, non muovi! E non lo vai a sapere! No, fermo! È una rapina! Fermi da un Una rapina! Fermi, questa è una rapina! Starai scherzando, sorella? Oh no, io Ma diciamo che passiamo faccia! Come no? Ma sai leggere? Sai leggere o no? No. E leggi in faccia che stai? Scritto proprio, una Leggi in rapina. faccia! Avete scritto in volto che il Signore vi sta mettendo a dura prova. Pensate al castigo di Dio, che arriverà dopo il castigo degli uomini. Vi uccideranno sulla sedia elettrica e le vostre mamme soffriranno e moriranno per voi. Volete voi che le vostre mamme muoiano? Non credo. E questo è niente. Dopo morti sulla sedia elettrica, verranno i diavoli e vi strapperanno gli occhi e vi recideranno le membra con seghe di fuoco e spadoni incandescenti. Lo spadone! Dimmi, uomo, a te ti piace la sega? Bene, amore! Guarda, facevo fagliare! Poi, ma niente! E cagniamo stile! E a te, donna, ti piace lo spadone? Lo spadone sì, ma incandescente no. Lo spadone no! Ma si arrangi con lo spadolino! E allora pentitevi e cantate con me. Benissimo. Silenzio! Silenzio! Mi hanno avvertito che qua è in corso una rapina! Ancora voi due! Venite con me! Venite con me! No. Venite con me! Allora, Mauri! Non abbiamo fatto niente. Ma cosa volete, sceriffo, da questi nostri fratelli? Volete che l'ira del Signore si scateni su di voi? Veramente no, ma questi sono due sospetti, io li devo portare alla centrale! No, ma buona, centrale, facciamo fare il bustelone! Non vi azzardate, altrimenti vi denunzio per vilipendio della religione e sequestro di persona. Andiamo, fratelli, andiamo a portare il verbo del Signore alle turbe. Venite, fratelli, lasciamo questo luogo di perdizione e rechiamoci a portare il verbo del Signore alle turbe. Oh Signore, non ci lasciare, oh Signore, resta con noi, oh Signore, tu sia lodato, oh Signore, tu sia osannato. Oh Signore, non ci lasciare. Oh Signore, resta con noi, oh Signore, tu sia
via, lo dà. Oh, signore, Dio, io mannata, Dio, io mannata, che sarebbe. Mannaggia, ora che stato colpa c'ha avuto a fallire, mannaggia, come sa Ma non ci riesce mai pure una volta. ma come sa da fare, oh brigante Mussolini, ma che hai combinato questa cosa così grossa? Ma io non sicuro, no? E non hai capito che per fare i banditi ci vuole la faccia del duro, devi tu devi mettere a paura a gente. Ah, suo mammone. Ma sì, così è, sennò come vuoi un rapinatore? Ecco, noi ma ci facciamo a banca, guarda che a banca, se ci riesce questo colpo, voglio, abbiamo fatto la nostra fortuna. Oh, colpo è grosso! Ti raccomando, al primo intoppo, spara! Ma io faccio io prima là. Non ti carica, è la faccia del duro, devi fare, vieni a questa me. Fermi tutti, questa è una rapina! Fermi tutti! Questa è una rapina! Fermi! Per favore, volete ripetere un'altra volta? Oh? Volete ripetere? Ad amo. Sì, quello che avete detto. Fermi tutti! È una rapina! Fermi tutti. Fermi tutti! No, dico... Ti faccio una rapina! Stai dicendo? Ti faccio una rapina! Come? Fermi tutti? Sì. Avete detto fermi tutti? Sì, fermi Io tutti. domando, come sarebbe a dire fermi tutti se qua ci sono solo io? E vabbè, ma noi questo non lo sapevamo! Lo devo sapere, ma fermi tutti, tutti è plurale, cioè è chiaro. Aspetti, vuoi vedere altre persone in questa banca? No, C'è qualcun altro? Perché mi chiami i parenti tu e fai un lì? Ma in questo momento non c'è nessuno, scusate. E chiamalo, ma non la Ci sono chiamare! solo io. Sì, solo voi, Quindi per persona carità. singolare, io solamente io. Io, tu, egli, noi, voi, esse, chiaro. Sì, Quindi così, io sì, sì. singolare. Voi avete Sì. fermi tutti, cioè plurale. Sì. Se ci fossero state altre persone è logico che voi dite fermi tutti, ma essendoci solo io, voi dite fermi tutti, perché dite fermi tutti? No, È sbagliato. Ma io non sapevo! È sbagliato. Scusate, allora, È sbagliato. fermo tu! Questa è una rapina! Fermi tu, questa è una rapina, non c'è soldi a farci lì! Non ho capito, scusa, signore. Ah, no, Fermo! Per favore, fatemi Sì, dire parlo io, non sono io. bravo, dove? Fermo tu! Questa è una rapina! Dove sta? Chi? La rapina. Un momento! No, come vai? No, come vai? Voi avete detto fermo tu che questa è una rapina. Logicamente io domando che cos'è, cioè dove sta la rapina. Avete usato l'aggettivo questo, cioè che sta a dimostrare, questa è una cosa che uno mostra a qualcuno, che fa vedere a qualcuno. Sì, ma- Logicamente io posso dire benissimo, questa è una rapina. Ma che sangue di me cavolo di? No, volevo farvi capire, cioè, questa è una rapina, perché dico questa è una rapina? Perché ve la mostro, ve la faccio vedere. Voi avete detto questa è una rapina, logicamente io non la vedo la rapina. E allora giustamente domando, dove sta sta rapina? Non Fatemela la vedere. vedete adesso, ma dopo ve la faccio Ah, sbagliato. vedere! Come la faccio vedere? Voglio tu sei troppo lungo! No, ma A Napoli subito si fa! Appena io dico fermi tutto, è una rapina! Accomodare, prego, mi date quello che vuoi tu! Tu sei troppo morigiù! Ma lei cosa vado a fare? Dacci soldi! Ma non signore, io A Napoli una tu! Dacci soldi! Voi avete che ragionare? Questa è una rapina, io Se domando non dove mi sta? date il tempo, io come la faccio a prendere? Poi cominciamo a ragionare! No, signore. Aspetta, no, come si fa? Io mi voglio fare vedere, però me te lo dico, se come la faccio a prendere? A me va fare 500 lì, voglio fumare! Ah, fai a finto! Che tipo di persona? Ecco perché ho domandato, fatemi vedere la rapina, voi avreste dovuto dire, fermi tu, perché tutti l'abbiamo già chiarito, Sì, fermi tu, che da questo momento Sì. è in corso di esecuzione una rapina. Ma io Allora io sono non preso avevo su mandato. sta roba! No, ma figlio, Ma vedi cos'è fatto ormai No, così? bisogna Noi ci essere siamo precisi. abituati, sempre così abbiamo Sembra detto, così. sempre così. Da che mondo è mondo abbiamo fatto il rapinato, sempre così abbiamo non lo fatto. fa, no, Abbiamo no, no. fatto. E poi la rapina. Ah, no, dobbiamo, dai, ci a Carnamuzzo! Ma che siete parenti? No, siamo colleghi. Voi fate, siete attori. No, siamo rapinatori. Colleghi, non vediamo a caccia, ma ti butta giù! Come fa bella la porta? Quando se la rapina, come rapinatori, ma che scherziamo? Ma noi facciamo sul serio, No, sì, no, signore. ma voi sapete che cosa sono le rapine? Le rapine vanno fatte da esseri bruti, da banditi, da delinquenti. Che ci va a faccia? Ma Gli stupido. Guarda, Che te la faccia uno stupido? Ehi! Uno stupido! Lo serve sotto capo, Chi si vuole fare pure a me? Sentite, noi siamo professionisti, ma che scherziamo? E se no, no. Facciamo la così, ma Ah, fatti. signore, ma pure a Non me. mi apprendete. Sì, ma banditi seri, banditi sistemati! Ammazziamo, facciamo lei! Ma andiamo a studiare di tozzo! Ma voi pensate, guarda, vai guardate nello specchio. Caccia sordi! Aspetta, guarda se cazzo!
Ma se ti vuoi guardare nello specchio? Ma perché Tu ti si vuoi guardare nello specchio? America non mi guarda, se non mi sputo Ma faccio. come vai a faccia e fai i rapinatori voi? Voi vi avete la faccia per gente onesta. Tu era persone per bene. Chi l'ha La appena faccia nostra non è facile. No, per favore, non pensiamo che l'appena va bene Come mi so? Chi sono due stupidi? Due stupidi. Ti porto più un gol. Vabbè, ma come il rapino, ma che scherziamo? Avete recitato la parte magnificamente. Io vengo a vedere dove lavorate, stanno un teatro qua vicino. Siete Ma bravi, voi- quasi si bravi. Vi vengo a vedere. Sì, ma Mario! Quali Ma quando Guardate! poi ci sono dei concorsi. Caccia Quando si incazzano fa pure a me. Chi aveva la porta a me? Chi se ne va? Stai facendo divertire? Fate qualche concorso, non so, alla banca magari, a posta del comune, a nettezza urbana. lasciamo pure, bello posto, lasciamo non scherzate pure. così. Dai, No, che ci povera va. facita rapina. Ah, per favore. Padre, domani mattina io apro la banca alle 8:30, dalle 8:30 alle 1:30. Poi verso 1:30, vedete qua, lui ci aspettiamo a cadere e ci facciamo. Sta scherzando, Dove fai la terza? Dove fai la terza? Andate con Dio e assipate per si può pesare. Ma sentite, ma noi non ci siamo spiegati. Ma noi volevamo dire che noi... Ancora voi due! Ma no, non sceriffo! Non ti basta paura! A nascuno dalla rete a me! Ma non manda nascondi! Ma questa volta vi acciappate! Questa per voi è l'ultima Ma avventura! che ti sta facendo? Madonna mia! Oddio! Madonna! Bravo! Bravo! Baron! Ma sparata! Overtoes, non me la fatta! Non tengo overtoes! Baron! Che bella parte che recitate, però anche voi complimenti vivissimi. Ti fa parte lo sceriffo, lo capolo. Io sono lo sceriffo! Sceriffo Calagan! Vabbè, ma facci mai, state due scherzi e fanno un piano. Sono morto! Avete sparato seriamente? Li avete ammazzati? Voi siete pazzi? Voi meritate il manicomio! Ma come sparare due persone oneste? Ma per chi l'avete pigliato? Per rapinatore? Ma domande dica, ma due facce come queste potevano essere due banditi? Che ne sono due disgraziati, due deficienti, due povere gente, ma non vedete, non vedete? Beh, certo che due facce deficienti come me questa l'hai trovata! Ma noi trovate! Sai, voi avete ragione, questi fanno proprio compassione! Solo compassione, ma per oggi, perché due come questi potevano fare rapinatori! E avete ammazzato due persone oneste! Fanno pena! Solo pena? Questi fanno proprio schifo! Avete voglia! Ehi! Hai fatto io ci fai complimenti! Si rifudire! Ma voi parlate? Ma che no, Ma hai sparato no! Che è successo? Questa è una grazia di Dio, signore! Ah, io ero bello, venite Ma non ho capito! Ma che avete fatto? Spiegatemi, per favore! Signore, voi dovete sapere che questa è stata una grazia di Dio! Veramente? Ma chi... perché mio figlio stamattina ha cagnato la pistola sui canigli, si palla qua non servono! Si sciacqui e palle! Meno male, io stiamo combinando guai, però voi siete le persone più oneste di Nuova York! Signore, voi qualsiasi cosa rivolgetevi da me! Sì, Venite da me, vi proteggo io. Proteggeteli. Sceriffo Cala. Oh, Sceriffo Cala. che tu? Ah, li conoscete? Sì, sacci pure lo sega! Dove abita? Dove abita? Dove va là? Avete sbagliato, Callaghan, non Callaghan. Callaghan. Mi raccomando, ricordatevi di me. Sceriffo Callaghan. Proteggeteli, che grassi che avete avuto! No! Mi fate morire i vizi, proteggeteli ovunque va! Mi ha fatto la tua figura in merda! Insomma, questi come si può fare? Non ci vogliono credere che noi siamo banditi veramente. Insomma, Ma- non ne diamo proprio affidamento a sta gente. Ma Dio ringrazio Dio! Oramai io qualunque cosa potremmo fare, scassarmi, rapinarmi, è buono per noi, perché nessuno ci crede. Sono convinto che siamo due persone per bene. E capite, se domani un bandiero sceriffo ci acchiappa e accende dice chi si casa sulla tua sceriffo risponde ma quando mai? Non è possibile! Hai ragione. Chi sono due persone oneste, Teniamo un capite? protettore in nostra Da vita. oggi in avanti potremmo scassare, potremmo rapinare, Potremmo fare potremmo fare tutto quello che volevamo noi. È venuta a volta la fortuna nostra. Oramai la fortuna è nostra. È nostra. Hai mamma solo come si fa. Stiamo facendo qua. Ah, finalmente! Bonnie e Clyde, ma non vanno più a bere, viaggiano qua a Pacardo pure in Cadillac. E da quel dì non faccio più mezz'ora, ma ficcia sigarette con una blanca sacca. Tenga lì
dire, non fare casa, broccolin. E so di mise, non dica palle, che non vedo nonna a cavallo, manca niente arriva a fare. Mio caro Clyde, vatti a Casablanca e vedi in qualche modo te fa sistemare. Mia dolce e buona, gli ce ne fongo piace, sta roba solo un boccato, sai sciarà. Che può fa? Sia sorte sti scherzi fa. Mannaggia morte, come ci fa? Si manca forza di laita, che sta capo per guardare. Non ci pensa, a Roma ce li ama, lo bello viaggio all'estero volimmo fa. Si pazzo in e, sa che ti vuoi facime, la stanno mariuoli, tu mariuoli, So professore che imparano come si fa a rubare. Prende la gente, nessuno è loro in galera va. Ma tu che stai dicendo? O popolo che fa? Sta zitta in un'immanna, a chi lo paese? Non ci muoviamo, stiamo pa vita e pa morte ca. Canada va che sta qua pizzero munna sta. Bonnie con Clyde rimanano a calderra, addossano un sceriffo pensa come che. Mia cara Bonnie, tu si pazzere, la stanno più sceriffo che sto più feste te. Bonnie con Clyde, or vi saluta, mandano tanti baci, tenimmo a fana tu fare rapi, mapi. Viene bene che non ci voleva niente a fare una cosa di questa e non l'hai mai fatta così difficile. Che visto come è diventato facile. Ma certo, perché nella vita l'importante è che uno para onesto, para buono, para distinto, cioè nella vita quello che conta è che quello che uno para, non quello che uno realmente è chiaro, hai capito? Pare che no. Vabbè, te lo spiego una volta. Pare che no. Paisa, come stai? Guarda che Bello, Paisa, come stai? Ti ricordi mio baghi? A baghi. Vai, ci pazienza. Vai dai, ci avrei a trovare un'altra volta. Ma ti sei fatto bene? Bello, gli hai fatto fortuna poi. Abbiamo fatto sì. fortuna, Bravo, bravo. abbiamo fatto tanta fortuna, teniamo casa, teniamo tanta cosa bella. Bello, Dai, ma che risate mi faccio Dimmi una cosa, voi? Vieni, Hai visto la macchina per il caffè? la Cadillac, la Cadillac. La Cadillac, chi la chiama l'acqua? E fatti i soldi, E casa Brooklyn, Bravo, due case. due case, ti hai capito, bravo. Ma ti ricordi il risate che mi ha fatto fare? Chi si ricordi, bella giornata. Mamma mia, vai, tagliamo Non da sceriffo, se credevo che avevi sparato al sceriffo. Chi la scema? No, scemo, E tutti scemo, quando si Bello bella. amico, Non me lo bello faccio, amico, non me lo faccio. Bello. Mamma mia, che campata. Ma mi ha affezionato, È un amico. Sta cercando per tutto di ora. Sì, Per tutto di ora che sta cercando. e ci trovate qua. E fatta l'occhio di fare. Ma puoi prendere qualche cosa? Vabbè. Posso offrire qualche cosa? Troppo, troppo, Offri qualche I cosa. denari si devono Troppo tenere moppini. Troppo moppini. a disposizione. Ma ti ricordi il rasati che mi ha fatto la fare? Mi ha verità. fatto morire il riso. Si ricorda lui, si ricorda. Io sono napolitano come te. Sì. Io voglio contraccambiare, si vincente i cori, tu lo Grazie, sai. grazie. Io già contraccambiare il rasati che mi ha fatto fare. come no. Dai, ma fa gore. Ma te faccio poi quanti ne che so. bravo che sei. Che bello. Ridi. Non ci sono. Non ci sono. Che Non ci sono, fammi. sta pazziando. La scorda tutto quanti te, che ci sono, fammi. Sei Non mazziato. ci sono, andiamo a zio. Non ci sono, fammi. Ma come la meno fuori? Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono.
Metti l'amico tu. Terra bruccoli. Ma non sarì! Ci sono Ma non sarì! Ma ci sono veramente perché, capito no? Hai capito? Ma come facciamo la pistola? Ma dove sta la morte? Dove sta? È meglio che chiedo che ci sia. Senti tu cosa, dai? Amore, ora cavolo. Oh, con l'anio tu che cazzo sono fatto? E fammi per comparire. E fammi per comparire. Che rimane, non fa più per New York, tu devi capire? Ti hai fatto pappiello nuovo, devi fare. Samen! Ciao! Finiamo così, ma la serie continua e con allegramento fattariello bello. Oh 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 bello, dei celebri amori e poi casini, dove accadeva il finalino di trovarsi tra morti assassini. E perciò arrivavano i becchini. Di corsa a pigliarsi un caffè. Era un morto un po' corto e un po' demodè. E perciò ingazzato si è affogato nel bidet. Noi finiamo così, ma la serie continua